Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma prima i nostri titoli. Sono 31 le persone arrestate dalla polizia a Vibo, tutti appartenenti alla cosca dei Piscopisani. La DDA di Catanzaro svela i piani del gruppo criminale che voleva spodestare i Mancuso per gestire gli affari nel Vibonese. Non più violenza, l''ndrangheta utilizza la corruzione per entrare in tutti i settori strategici, compresa la politica e la sanità, lo afferma il procuratore nazionale antimafia De Rao. Corsa contro il tempo per le aziende sanitarie calabresi, priorità è assumere 1000 tra medici e infermieri prima dell'entrata in vigore del blocco del turnover. Per lo Stato era invalida al 100%, in realtà svolgeva le attività quotidiane agevolmente, avrebbe sottratto all'INPS 180.000 euro. Dava lezioni di informatica ad un anziano e gli sottraeva il denaro scoperto dai carabinieri grazie all'ausilio delle telecamere. Ancora buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque la cronaca in apertura, sono 31 le persone arrestate dalla polizia a Vibo, sono tutti appartenenti alla cosca dei Piscopisani. La DDA di Catanzaro ha svelato i piani del gruppo criminale che voleva spodestare i Mancuso per gestire gli affari illeciti nel Vibonese. È stata denominata rimpiazzo l'operazione odierna perché tutto parte dalla volontà del gruppo dei cosiddetti piscopisani di rimpiazzare il potente clan Mancuso nel controllo del territorio di Vibo Valentia. Da qui era poi partita la faida che in maniera sanguinosa ha caratterizzato l'ultimo decennio, al punto da far dire al procuratore Nicola Gratteri di aver avviato con i 31 arresti di oggi un'azione di bonifica del territorio. Significa bonificare, derattizzare un territorio e allora a questo punto già abbiamo visto come le persone, le parti offese hanno denunciato, hanno avuto fiducia in noi, sono venuti a denunciare, ad affidarsi, a mettersi nelle nostre mani. Oltre naturalmente ai 3-4 collaboratori di giustizia che sono sul territorio, la cosa importante da sottolineare è che la gente ha avuto fiducia in noi ed è venuta a denunciare. Gli uomini del questore di Vibo Valentia Andrea Grassi sono riusciti a ricostruire l'organigramma del clan, inquadrando ruoli e funzioni. Di particolare rilievo investigativo il fatto che l'organizzazione riuscisse a piazzare cocaina a Palermo, a dimostrazione del ruolo ormai egemone che l''ndrangheta svolge nel trattare grossi quantitativi di droga a livello internazionale, rifornendo anche territori dove sono presenti altre mafie. Secondo quanto emerso dalle indagini, i piscopisani avevano anche una base operativa a Bologna, dove sono state sequestrate delle armi. Stiamo facendo indagini di primissimo piano, questa è un'indagine di serie A, è un'indagine sui piscopisani che si erano messi in testa di soppiantare i Mancuso, voi sapete bene, una delle famiglie 'ndrangheta più importanti nel mondo. E proprio per contrastare questo target, questo livello di 'ndrangheta, il capo della polizia ha mandato qui i vertici, come vedete, delle attività investigative sul campo, qui proprio sul territorio, o questore di primissimo piano, dirigenti squadre mobili di primissimo piano, e con questi uomini è stato possibile fare un'indagine di un livello probatorio che è più un'ipotesi di scuola. C'è una tipica indagine di 'ndrangheta che sarà sicuramente studiata nelle scuole di polizia. Importanti anche in questa operazione le intercettazioni. Da Taranto. Da Taranto. Saro, e Il ruolo delle donne, anello di congiunzione fra i sodali all'interno del carcere e all'esterno, è quanto emerge dalle intercettazioni dell'operazione denominata Rimpiazzo, condotta dalla polizia e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Ma non solo, il quadro che emerge è quello di primo piano dell''ndrangheta, baricentro dei traffici di stupefacenti a livello internazionale, riunioni filmate dagli investigatori nella piazza di Piscopio, frazione di Vibo, per pianificare le loro azioni delittuose, curando di lasciare a casa i telefoni cellulari nel timore di essere intercettati. Capi e gregari del clan, accortezze che le cimici e gli obiettivi degli agenti sono comunque riusciti ad aggirare, così da riprendere gli incontri, le riunioni e le conversazioni captate, permettendo di giungere agli arresti di oggi. Ma quando ti pigliavi io con tutto? 99 euro. Proprio 150. Quando ti mandavo ne pigliavo? Secondo me, quanto si può spendere? Nuovo.
una perla luccica. Quanto pagavo? Io tanto pagavo 911 euro. Dei doppiezzi c'è una... Parlano di soldi, provento di attività illecita, ma anche di armi che definiscono pulite gli intercettati, tutti riconducibili al clan dei piscopisani, considerati responsabili di una lunga serie di delitti nella frazione vibonese. Un clan in ascesa con l'ambizione di competere con la cosca Mancuso di Limbadi, egemone nella provincia, ma non solo, da qui il nome dell'operazione Rimpiazzo. L''ndrangheta cambia pelle, non più violenza, il nuovo metodo è la corruzione, entrare in tutti i settori strategici, compresa la politica e la sanità, è quanto afferma il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che si sofferma sul caso dello scioglimento dell'ASP di Reggio Calabria. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao conosce bene la Calabria e Reggio in particolare per averne guidato la procura fino a 2 anni fa. Dal suo osservatorio di magistrato in continua lotta con la criminalità organizzata ha visto l'evoluzione dell''ndrangheta, non più violenza ma fiumi di denaro e pervasività in settori strategici. Oggi l''ndrangheta si muove attraverso il sistema della corruzione, non più attraverso l'intimidazione o la violenza. Oggi i meccanismi sono cambiati, l''ndrangheta come Cosa Nostra, come le più importanti organizzazioni camorristiche operano con il denaro, entrano promettendo vantaggi, entrano grazie anche ai legami che hanno ricucito con la politica e con l'economia che conta. Quindi avere una legislazione forte, severa, capace di intervenire in questi temi, parificando sostanzialmente la corruzione alla mafia, credo che sia stata una grande conquista. Un modo operandi che non risparmia, spiega il procuratore, la sanità. In Calabria purtroppo spesso posti importanti sono occupati dai familiari dei capicosca dell''ndrangheta. Credo che è noto a tutti che ci sia una situazione di questo tipo, quindi pensare a meccanismi di scioglimento di alcuni organismi e nello stesso momento a una selezione che possa assegnare la dirigenza, il primariato e tutto ciò che nelle unità sanitarie si riscontra a persone che siano immuni da qualunque collegamento con l''ndrangheta, probabilmente risolleverebbe anche le sorti di questa povera Calabria che ha bisogno di tante persone per bene. Oggi a Reggio Calabria le audizioni della Commissione parlamentare sulle ecomafie. Ebbene, dalle prime audizioni è emerso un quadro gravissimo per quanto riguarda la depurazione delle acque. In molti casi gli scarichi finiscono direttamente nei fiumi o in mare senza nessun trattamento e quando i depuratori esistono sono spesso malfunzionanti o non ben collegati alla rete fognaria, se non addirittura inattivi. Lo ha detto il presidente proprio della Commissione Ecomafie, Stefano Vigneroli, commentando appunto l'esito delle audizioni svolte oggi nella prefettura di Reggio Calabria. In un quadro così critico, ha aggiunto Vigneroli, non esiste tuttavia nemmeno un catasto delle acque reflue nonostante l'alto numero di agglomerati sotto procedura di infrazione. Faremo degli approfondimenti per quanto riguarda i controlli ordinari sia sui depuratori sia sugli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti che competono ad Arpacal e ad altri soggetti preposti e che non appaiono adeguati. Corsa contro il tempo. In Calabria in 3 settimane saranno assunti più di 1000 tra medici e infermieri. A maggio infatti scatterà il blocco del turnover e non si può correre il rischio di avere ospedali vuoti. La decisione di scorrere le graduatorie e procedere a rimpinguare le piante organiche dei nosocomi è arrivata al termine di un incontro a Catanzaro, presenti il subcommissario Scelle e i vertici delle aziende sanitarie locali. Bisogna fare in fretta e assumere medici ed infermieri entro fine aprile. In Calabria ne mancano più di 1000, negli ospedali circa 200, per lo più camici bianchi solo a Reggio. Le procedure per i nuovi incarichi, già autorizzate dai decreti dell'ex commissario Massimo Scura, devono essere portati a termine prima che scatti il nuovo blocco del turnover, i primi di maggio. Si lavorerà dunque per la copertura dei posti vacanti anche nelle feste pasquali e nel lungo ponte del 25
aprile è quanto emerso nel corso di una riunione che si è tenuta nella cittadella regionale, presieduta dal subcommissario Thomas Schell, a cui ha preso parte anche Antonio Belcastro, direttore generale del Dipartimento Salute, e i commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. La strategia adottata nel vertice di Catanzaro prevede il ricorso alle graduatorie ancora non scadute. Per i concorsi invece, nonostante siano già in fase avanzata, saranno completati, ma i vincitori dovranno attendere i prossimi anni per prestare servizio in corsia. Una situazione, questa del nuovo blocco delle assunzioni, determinata dal tavolo Adduce del 4 aprile scorso, in cui di fatto è stato verificato lo sforamento del disavanzo sanitario calabrese rispetto alla copertura regionale. Il verbale della riunione sarà inviato ai Ministeri dell'Economia e della Salute. Accertato il debito, scatterà in automatico lo stop al turnover, dunque lo stop alle assunzioni, che sarà comunicato alla struttura commissariale. Scongiurare dunque l'emergenza di ospedali vuoti, garantire ai cittadini il diritto alla salute, in primis con piante organiche al completo, e la sfida da vincere in 3 settimane. Resta solo una domanda: ma gli anni di sacrifici fatti dalla sanità in Calabria non sono serviti? All'Annunziata di Cosenza intanto una tecnologia innovativa utilizzata in neurochirurgia. Una tecnologia innovativa che consente di individuare le lesioni cerebrali con ottimizzazione di accesso è il neuronavigatore, già utilizzato da Salvatore Aiello, direttore dell'unità operativa di neurochirurgia dell'Annunziata di Cosenza, su 2 pazienti, entrambi affetti da patologie tumorali. Uno strumento molto importante perché ci dà la possibilità di repertare lesioni piccole, profonde nel cervello, intendo dire tumori, angiomi, che stanno nel cervello e ci danno la posizione anatomica, la posizione anatomochirurgica, e noi in equipe utilizziamo questo strumento e veramente possiamo migliorare e miglioreremo le nostre performance, perché è un validissimo supporto. Il neuronavigatore, in aggiunta all'ecografo operatorio, permette in tempo reale di localizzare con precisione l'area di interesse per l'intervento chirurgico e le strutture encefaliche sia superficiali che profonde. L'investimento per il neuronavigatore è di circa 400.000 euro. Grazie alla sensibilità del nostro direttore generale, dei vertici aziendali, siamo riusciti ad ottenere questo strumento. Torniamo alla cronaca. Per lo Stato era invalida al 100%, in realtà svolgeva le attività quotidiane agevolmente, avrebbe così sottratto all'INPS 180.000 euro. Guardate queste immagini effettuate durante appostamenti e pedinamenti dai finanzieri di Rossano, che mostrano l'ennesima truffa ai danni dello Stato e di persone davvero indigenti, da parte di una 47enne che percepiva un assegno di invalidità e l'indennità di accompagnamento, presentandosi alle visite negli ambulatori preposti con la sedia a rotelle accompagnata da familiari, ma in realtà poi andava in giro autonomamente guidando addirittura la macchina. Non è la prima volta che siamo costretti a raccontarvi questi fatti di cronaca che, lasciatecelo dire, fanno davvero tanta tristezza. Pensate che la 47enne che vi mostriamo in questi filmati mentre viene fermata ad un posto di blocco dai finanzieri sulla SS 106 era stata giudicata invalida dalla commissione sanitaria preposta, ma con cadenza quotidiana da Rossano si recava a Cosenza, dove era titolare di un'agenzia di finanziamento e prestiti a privati. Se ciò non bastasse, le Fiamme Gialle, con ulteriori attività investigative, hanno scoperto che oltre all'erogazione dell'INPS, la falsa invalida percepiva lo stipendio per l'attività di insegnante per un incarico in una scuola di Canosa di Puglia da settembre 2008, mai svolto grazie alle prescrizioni mediche ottenute tramite la condotta fraudolenta. Insomma, un quadro davvero riprovevole. Ecco perché, accogliendo le richieste della Procura di Castrovillari, il GIP ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro e dei beni immobili della donna, ritenuti profitto della condotta delittuosa di truffa aggravata ai danni dell'Istituto di Previdenza, beni per oltre 180.000 euro. Dava lezioni di informatica ad un anziano e gli sottraeva il denaro scoperto dai carabinieri grazie all'utilizzo delle telecamere.
Era stato contattato per risolvere alcune inefficienze del PC di un noto avvocato catanzarese di 88 anni, ma oltre a riscuotere la parcella per i servizi resi, si era introdotto nello studio professionista e rovistando nei cassetti si era impossessato di altre somme di denaro. Ad accorgersi degli ammanchi, complessivamente 2.000 euro, asportati dalla scrivania dello studio legale, lo stesso 88enne che ha raccontato agli inquirenti di nutrire dei sospetti nei confronti del tecnico informatico. E così i militari, in accordo con l'avvocato, hanno predisposto un servizio di osservazione attraverso l'ausilio di una telecamera nascosta all'interno dello studio legale che ha documentato i sospetti sul tecnico informatico. Eccolo mentre preleva dal portafoglio dell'anziano avvocato 2 banconote da 50 euro, ritornando poi velocemente nell'altra stanza. I militari, constatato l'ammanco delle banconote precedentemente fotocopiate, hanno bloccato l'uomo che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso proprio della somma di denaro sottratta. Il numero di matricola delle banconote ritrovate coincideva con quello impresso sulle fotocopie. Per il 44enne sono scattate le manette per furto aggravato. All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla stazione dei Carabinieri di Catanzaro Santa Maria. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. L''Ndrangheta emiliana è un'associazione mafiosa radicata nel territorio e autonoma seppur legata alla casa madre di Cutro. Lo ha confermato la Corte di Cassazione nella sentenza con cui ha rigettato gran parte dei ricorsi degli imputati del processo Emilia che optarono per il rito abbreviato, molti capi e organizzatori del sodalizio colpito nel 2015 dall'operazione coordinata dalla DDA di Bologna. Sono 40 le condanne fino a 15 anni confermate con la pronuncia il 24 ottobre di cui sono state depositate ora 250 pagine di motivazioni. Un peschereccio impegnato in attività di pesca vietata di Novellame di Sarda è stato intercettato da un battello della Guardia di Finanza della sezione navale di Crotone, dipendente da Roan di Vibo Valentia, nei pressi della foce del fiume Neto. I 3 pescatori sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Erano intenti ad effettuare un taglio di legname non autorizzato, ma sono stati sorpresi dai carabinieri. 2 persone rispettivamente di 28 e 21 anni sono state arrestate e poste domiciliari per furto di legname. I militari hanno sentito i rumori delle motoseghe. Intervenuti hanno bloccato i 2 che erano già stati arrestati nel mese di dicembre per lo stesso reato. Uno sbancamento su un terreno incolto e sottoposto a vincolo idrogeologico è stato scoperto e sequestrato in località Pricacore, nel comune di Corigliano Rossano, dai carabinieri forestali che hanno denunciato il proprietario dell'area e il titolare della ditta esecutrice. Altro sequestro è stato fatto a Tarsia, dove l'affittuario di un terreno è stato denunciato per l'esecuzione di lavori non autorizzati. E adesso a Verona per il Vinitaly. Al Vinitaly 2019 di Verona un partecipatissimo evento di degustazione ha celebrato i 50 anni del Cirò, vino DOC dal 1969. Il DOC di Cirò di fatto è stato un'apripista del vino calabrese nel mondo, perché grazie al DOC Cirò e al Gaglioppo, che è il vitigno internazionale per eccellenza tra i vitigni calabresi, il nostro vino si è fatto spazio nel mondo. Oggi noi abbiamo risultati importanti grazie a questo, non solo nel distretto del DOC di Cirò, ma anche più complessivamente in Calabria. Negli ultimi anni in modo particolare vi è una espansione del settore vitivinicolo. Noi siamo passati da 9 milioni di bottiglie nel 2014 a 16 milioni di bottiglie nel 2018. Nell'arco di questi 4 ultimi anni abbiamo avuto una espansione quasi il raddoppio. A condurre la degustazione sono stati Giovanni Gagliardi e Walter Speller, quest'ultimo entrato nel merito dell'eccellente qualità dei vini calabresi, primo tra tutti il vino di Cirò, che da 50 anni ha portato la Calabria all'attenzione dei mercati internazionali. La mia associazione con la Calabria è non quello di solo sole, è un territorio molto particolare, molto diverso, con tanti vitigni molto interessanti, però ho visto che anche questi vitigni autoctoni che hanno di grande qualità possono spingere l'economia di Calabria. E questo è un altro aspetto che io trovo molto interessante. Cirò è magari più conosciuto
però c'è tanto da scoprire perché c'è una ricchezza e questo dobbiamo usare anche economicamente, no? Nel corso delle 2 giornate, in tutti i numerosi eventi, è stato ribadito con forza l'ambizioso progetto della Regione Calabria, che è quello di fare delle eccellenze enogastronomiche il motore trainante dell'economia e del turismo calabrese. Adesso la pagina sportiva. Partiamo da qui, dall'ultimo fotogramma in ordine di apparizione, che racconta la fase più concitata del derby tra Cosenza e Crotone. È in questo scatto di Pescatore e Tucci, in assenza di VAR, che si può capire un po' di più su quanto è successo davanti a Perina al minuto 47 del secondo tempo. La testa di Sampirisi appare incollata al pallone. Polemica chiusa? Forse. In ogni caso, l'attenzione di entrambe le squadre a 48 ore dal match del Marulla si sta spostando sul prossimo turno, che proporrà altre 2 sfide salvezza per le calabresi di Serie B. Il Cosenza sarà di scena all'Eguano di Padova, in casa dell'ultima della classe, che proverà a vincere a tutti i costi per recuperare terreno sulla zona play-out, distante 6 punti. Per i rossoblù di Braglia, l'imperativo è non abbassare la guardia. Servirà la massima concentrazione al cospetto di una formazione quasi condannata alla retrocessione diretta. Domenica i lupi, al di là dei propri obiettivi, potrebbero vendicare quanto successo nel 1997, quando il Cosenza di Gigi Marulla, raggiunto nel finale dal Padova, perse la Serie B, una storia che domenica alle 15 potrà essere riscritta a tinte rossoblù. 24 ore prima allo Scida il Crotone ospiterà la Cremonese, 38 punti in classifica, una verve ritrovata nelle ultime settimane con i successi capolavoro contro Benevento e Lecce, rientri importanti come quello di Castrovilli e un pizzico di fortuna per i grigiorossi che i rossoblù di Stroppa vorrebbero avvicinare in classifica tornando alla vittoria. Il tecnico dei pitagorici potrebbe cambiare qualcosa rispetto agli uomini impiegati al Marulla, le condizioni in crescita di Rodien non sono passate inosservate. E adesso le previsioni del tempo. Si riaffermano condizioni di tempo abbastanza stabili sulla Calabria, con la sola eccezione di alcuni settori tirrenici, alle prese ancora con della residua variabilità, a tratti instabile. Anche le temperature subiranno un moderato incremento. Domani condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Locali velature si potrebbero manifestare sul Reggino nel corso della seconda parte della giornata. Temperatura stazionaria. Domani venti da ribeccio ovunque, moderati con mare tra mosso e molto mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.